Allora, stiamo parlando sempre di medici di medicina generale, come mai non è attrattivo svolgere questa professione, di conseguenza ce ne sono sempre meno. Un messaggio, no Elena, nei 1200 assistiti sarà sicuramente già prevista la quota per fascia di età, per cui anche i giovani che fortunatamente hanno meno bisogno. Questo non siamo sicuri che sia così, perché per esempio nelle regioni dove, scusate, nei territori, nelle province, nelle nostre zone nel Veneto dove abbiamo un invecchiamento maggiore, e parliamo per esempio dell'area montana oppure del Polesine, lì hai una percentuale di anziani così elevata, il rapporto tra giovani e anziani è così a sfavore, diciamo, dei giovani, per cui non è così calibrato, non è detto che sia così calibrato. Però 1200 assistiti vuol dire tutte le persone di quel territorio della nostra regione che hanno sopra i 14 anni. Dai 14 anni, perché prima sei pediatrico, infatti. C'è dentro ma io dico, l'anziano. ipotizziamo, se un USL, faccio l'esempio, l'USL Scaligera è fatta tutta di giovani, tu hai 1200, vabbè, blandi, perché quando ci andranno poco. No, se invece ti trovi, faccio l'esempio, ma se 1200, cioè perché l'USL comprende 1200, cioè la competenza è 1200 e quell'USL lì ne ha tutti anziani, tutti novantenni, ottantenni, settantenni, questo è il punto, no? È l'indice di invecchiamento di un territorio. Più hai un indice Noi elevato, abbiamo un indice elevato in generale. E gli indici di invecchiamento li abbiamo di più, ripeto, nelle zone montane e nel Polesine, ok? E quindi insomma non è vero che è calibrato. Poi è vero, se ho più giovani è chiaro che ho meno intensità, ma comunque secondo noi, e non solo secondo noi, tra le ragioni per cui questa professione, noi ce lo poniamo sto problema, perché guardate che la porta alla salute è il nostro medico di base di medicina generale, no, certo gli ospedali, l'abbiamo detto tante volte, il primo approccio che il cittadino trova è il medico di base, quindi è fondamentale avere queste figure. Noi pensiamo che sia così poco, che il Covid ha sicuramente segnato un po', bisogna approfondire le cause, no? Poi c'è tanta burocrazia che devono espletare. C'è tanta burocrazia, cioè, quindi un tipo di lavoro che è diventato tutto... C'è un bisogno assistenziale sempre più elevato rispetto, anche per fortuna diciamo, no? Cioè c'è più assistenza rispetto a una volta, ma un bisogno assistenziale più elevato. La complessità assistenziale, perché è vero che viviamo più a lungo, ma è vero che abbiamo tante malattie, no una sola, ne abbiamo tante, le cronicità, tante malattie insieme, le malattie dementigene che impegnano le famiglie, ma anche i medici. E poi la maggior burocratizzazione delle pratiche, loro si trovano a fare anche una parte di attività amministrativa. E anche hanno probabilmente, che personale hanno? Questa è una parte sulla quale bisogna aggredirla. Per esempio, se uno si prende una segretaria, visto lo stipendio può pagarla? Certamente, sta tutto. I medici attuali, quelli che sono i convenzionati attuali, poi faremo un passaggio anche su che cosa sta cambiando, ma questo è tutto dentro a carico del medico, certo, che ha il suo... poi teniamo conto che abbiamo tante realtà, no? I medici possono essere insieme, possono avere delle aggregazioni, ma non sono uguali per tutti, ci sono ancora i medici che lavorano da soli e quindi tutta quella parte lì è tutta a carico del medico. Ora, è corretto questa cosa in un mondo come il nostro? No, non va bene, il medico deve fare l'attività clinica. Certo, però la proposta che era stata fatta, adesso appunto vediamo le potenzialità, di assumere i medici di medicina generale che non avevano accolto, per semplificare al massimo, no, se non sbaglio, mi pare che c'era questa cosa qui, se uno invece vuole continuare per guadagnare giustamente di più, diciamo che, adesso non so, avevo visto su internet, stiamo sugli 80-100 mila euro all'anno,
Sì, è una buona... esatto, dentro ci sta magari una segretaria di 2 o 3 ore al giorno che Sì, magari certamente, certamente, penso ma... che uno è un libero professionista e come tutti i liberi professionisti Certo, certo. si gestisce, pro e contro, diciamo, perché insomma, poi l'ambulatorio non è che sono 9 ore, 10 ore di ambulatorio aperto, perché abbiamo degli orari molto, molto stretti. Sì, anche lì ci sono, ma bisognerebbe mettere ordine, ci si arriverà, adesso vediamo, ma mettere ordine in tutta questa situazione, no? Intanto... Certo, assolutamente, perché sennò si va verso il delirio. L'altra cosa che dicevamo anche noi prima un attimo è che c'è una differenziazione fra gli specializzandi, no? Quelli che studiano, Certo, che fanno le specialità, no? E gli studenti che stanno facendo, chi vuol fare l'anestesista, il dentista. perché lo specializzando prende un tot al mese e l'altro invece... Lo specializzando prende intorno alle 1.700 euro al mese lorde, sempre lordo, mentre il medico che sta facendo questo percorso ne prende, arriva a 1.000. C'è anche... Quindi nel periodo di preparazione insomma, c'è un gap. di fatto non guadagnano davvero molto poco, no? Ecco. E questo non va bene, quindi qua per esempio, mentre nel modificare il percorso formativo di questi medici deve intervenire lo Stato, non c'è niente da fare, ci vuole una normativa, devono intervenire, ma una misura un pochino più attuale, più vicina, potrebbe essere già messa in piedi dalla Regione, che potrebbe per esempio intervenire con delle proprie risorse a equilibrare questi stipendi. Diciamo. Non è una roba fuori dal mondo, e molte regioni, alcune regioni l'hanno già fatto. Esempio ultimo, la Regione Sardegna, no? Che è intervenuta mettendo delle risorse proprie per equilibrare gli stipendi di questi medici che comunque stanno tutti facendo un periodo di formazione importante e interessante. Siccome mancano 4 minuti, volevo passare anche la parola. Prego, per le potenzialità. Scusate, ma un medico di base con 1.500 pazienti porta a casa circa 100.000 euro più le visite private, minimo altri 100.000, ditemi se è poco. Allora, non è poco, anzi non è poco, e chi ha messo questo messaggio sa che ci sono medici che oltre a fare il medico di base poi fa anche il libero professionista, certo, perché ha una specializzazione. Quindi bisogna intervenire poi anche nel regolamentare, ma vediamo come riuscire... Velocissimo. Allora, ci sono delle novità importanti. È stato sottoscritto nel 2024 un nuovo accordo con i medici di medicina generale che prevede che il medico di medicina generale sia dal 1 gennaio 2025 abbia un ruolo unico, deve fare 38 ore, non le deve fare solamente nel proprio ambulatorio, le deve fare anche nelle case di comunità. Nelle case di comunità che stanno per nascere insieme devono lavorare in gruppo, cosa che nel passato la FIMG, il Sindacato dei Medici di Medicina Generale, ha osteggiato sempre, no? Lavorando insieme, lavorando con altre figure professionali, non solo infermieri, ma anche gli specialisti, la diagnostica e via dicendo, per dare un servizio nel territorio. Ora, io finisco, ci sarebbero tante cose. Per risolvere questo problema, come in tanti altri problemi, occorrono... La Corte dei Conti recentemente, l'altro giorno, ha pubblicato le osservazioni per quanto riguarda l'anno 2024 e ha messo in luce 2 questioni. L'evasione fiscale, guarda caso, e il secondo tema sono le liste d'attesa. Guardate che le liste d'attesa sono un problema che hanno una fonte che parte dai medici di medicina generale, nel senso che se io non trovo una figura nel territorio che si chiama medico di medicina generale, che mi dà una risposta al mio problema, cosa faccio? Vado al pronto soccorso. In caso di pronto soccorso addirittura mi tocca pagare il ticket perché magari sono un codice bianco, 40-50% degli accessi in pronto soccorso sono codici bianchi e non abbiamo risolto il problema. Bisogna stimolare le persone a fare il percorso formativo di medici di medicina generale, fare lavorare i medici di medicina generale
insieme, in gruppo, mantenere i punti di riferimento nel territorio, gli ambulatori, e lavorare nelle case di comunità, che devono essere aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un medico, almeno un medico, che dà una risposta al cittadino. Perché allora anche nelle cose meno gravi non si afferisce all'ospedale, eccetera. Il problema però delle liste d'attesa riguarda le diagnostiche e le specialistiche, e quello è un altro problema che ovviamente io immagino un medico di medicina generale, lo specialista non Attenzione, fa. però sollevo un problema che viene fuori in vespaio. Guardate che però c'è un problema di prescrizioni, perché ormai tutti quanti si curano attraverso internet. Non va bene, nel senso che molte delle prescrizioni, anche qua c'è un calcolo fatto, circa il 40% delle prescrizioni in termini di visite mediche e diagnostica non servono. Quindi c'è Però lì l'appropriatezza dipende dal medico di medicina che lo fa, non da internet, perché non è che se io vado dal mio medico e dico ma internet dice che dovrei fare questo, e il medico reputa di non farlo, non me lo fa. Invece che una medicina diciamo decide il che medico. molte volte purtroppo succede che uno va dal medico, dice ma mi sento male, avrei bisogno di questo, e il medico prescrive. Vabbè, ma allora lì diventa un altro problema. Prima di chiudere, che dobbiamo chiudere, volevo leggere l'ultimo messaggio che non sono riuscita a leggere, se magari dalla regia ce lo rimettono in onda. Bravi per queste trasmissioni sensate e informative, spero che la gente capisca che anche in Veneto ci sono deficienze e non è tutto oro quel che luccica. Grazie, scrive un telespettatore. Noi ringraziamo, io vi ringrazio di questo quadro generale, quindi per farvi capire che lo SPCGL comunque si sta occupando di questa questione, sollecitato non solo dagli iscritti, ma proprio perché la vive con particolare intensità, proprio perché in modo particolare sono coinvolte le fasce più fragili, che sono anche quelle più anziane della popolazione, per cui si cercate in qualche modo di sollecitare dove è possibile, di stimolare dove sul territorio, con la regione o a livello nazionale, con lo SPI nazionale, per risolvere queste criticità e questi problemi. Detto questo, io vi ringrazio di essere venuti qui con noi e a voi telespettatori buon proseguimento. Grazie.